Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo di quando e come e se si deve entrare in guerra. Cioè la domanda è, si deve entrare in guerra? E la risposta la vediamo subito. Ma prima di questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. In Face chiaramente metto anche nei gruppi, nel diario, i vari circuiti radionici riguardanti i radiostesici, nel gruppo di Telegram, dove noi linkiamo e mettiamo anche i circuiti, ed eventualmente, se volete, anche nel sito capitano.altavista.org. I link sono tutti qui sotto in descrizione. Nel sito capitano.altavista.org abbiamo più di 20 ebook gratuiti con tutte le spiegazioni per i vari circuiti radionici e quadranti radiostesici, e in più abbiamo anche 4 ebook di chirologia. Poi abbiamo una sezione e-shop dove il Legado e Marietto Veneziano propongono vari servizi a pagamento. Bene, torniamo un po' al discorso. Quando bisogna entrare in guerra? La risposta è mai. Mai bisogna entrare in guerra, bisogna sempre cercare la via più diplomatica possibile con chiunque, col vicino in casa, con gli inquilini, con la moglie, col marito, col figlio. Sempre bisogna tenere una linea di basso profilo. Però alcune volte molti sanno che questo basso profilo non ripaga, e allora alcune volte bisogna incominciare a essere proattivi, cioè cercare soluzioni con delle, come si suol dire, delle soluzioni diplomatiche eleganti che non facciano male a nessuno. Io mi ricorderò sempre quel caso che mi racconta il Dante di quella famiglia che abitava in una villa, c'era una casetta, c'era una strada, in fondo c'erano sempre due fidanzati che continuavano a mettergli la macchina davanti. Per 3 anni a un certo punto la cosa è andata avanti, poi a un certo punto il soggetto che abitava in questa casa è andato l'esotterista ha detto guarda, se vai da un avvocato ci costa tot, invece se facciamo un piccolo ripassino dell'educazione costa tot, no? E sicuramente si hanno dei risultati più interessanti. Alla fine cosa ha fatto l'esotterista? L'esotterista li ha fatti implodere, questi due si sono lasciati, quindi sono andati a abitare da altre parti, e questo signore ha continuato a uscire tranquillamente senza dover continuamente chiedere permesso a questi due fidanzati. Quindi capita che ci sono dei sistemi chiaramente passivi, tra virgolette, ma che danno i suoi risultati senza andare a scomodare avvocati e quant'altro, e forze dell'ordine. Quindi bisogna sempre avere, come si suol dire, pazienza, bisogna sempre avere le giuste protezioni, tipo l'amore universale, la croce cosmica, l'Apollonius, e altri circuiti che il vostro Marietto ultimamente sta attivando, circuiti radionici sta attivando in varie pillole che se oggi è la prima volta che vedi il video ti conviene andare a vedere le ultime pillole del vostro Marietto veneziano sui simboli planetari, e questi circuiti radionici sono semplicissimi da utilizzare e danno sempre una sicurezza. Poi ricordatevi una cosa, le protezioni non bastano mai. Ci vogliono sempre protezioni, sempre, no? Perché basta andare a fare la spesa in un supermercato che quello prima di voi magari è impestato da situazioni veramente importanti, e voi senza che ve ne rendiate conto vi portate a casa magari un parassita astrale grande come una Ferrari. Quindi, cari amici, il consiglio al vostro Marietto: mai iniziare le guerre. Poi è chiaro che se qualcuno le inizia contro di voi, magari non vi paga l'affitto, oppure, non so, magari è un concorrente sleale, oppure ha iniziato una causa legale con voi e voi siete innocenti, allora lì è chiaro che bisogna attivare, non so, delle riti propiziatori in cui magari quel signore o quella società incomincia a capire l'educazione. Però, come dice sempre il vostro Marietto, non bisogna mai iniziare per primo una guerra, no? Perché non conviene a nessuno. Bene, penso di aver spiegato bene come la sto. Ricordatevi l'amore universale, che è un bellissimo circuito, la croce cosmica. Poi chiaramente ci sono i servizi a pagamento nel sito capitano.intervista, nelle shop, no? Dove ci sono ad esempio il ciondolotto, o ad esempio le pulizie radioniche per quelle persone che magari, ad esempio, è successo anche che persone vanno a fare
degli studi con dei medium, con delle persone, e vengono infestati, perché il medium non gli spiega come fare il cerchio di fuoco e l'ovetto colorato. Allora in quel caso lì si parte subito con una pulizia di 4 venerdì per togliere tutte queste spurie, no? Chiaramente l'effetto eterico succede subito, poi nel tempo viene fatta che nel corpo materiale scende la pulizia, ma nel corpo eterico viene subito eseguita la pulizia. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima dal vostro Marietto Veneziano.